Amici, perché questo applauso che poi non si capisce? Amici bellini, vediamo come viene questo video, perché essendo un martedì pazzesco voglio fare questa cosa nuova, che non è niente di nuovo alla fine, perché voglio fare il recap. Il martedì dovrebbe essere il recap di quello che è successo nella giornata appena finita e poi un anticipo di quello che poi succederà nella prossima. Però c'è stata anche l'intervista ad Osimhen, è uscita in nottata perché sulla Repubblica è uscita, voi la state leggendo adesso o l'ascolterete da me. Cominciamo. Allora, amici miei, prima di tutto le cose importanti, sono Antonio Larana, benvenuto, sei saltato su questo canale, spero ti piaccia, e se siete capitati voi per caso, perché magari si parla di Serie A, si parla delle altre squadre, la situazione che stiamo vivendo, insomma è un bel campionato, al di là di tutto ci stiamo divertendo, stiamo andando veramente oltre qualsiasi aspettativa, oppure qualcuno se lo aspettava. Insomma è una roba che merita qualche like, ecco, è un campionato che merita dei like, metteteli, non fanno male a nessuno, fanno solo girare un pochino di più l'algoritmo e ci siamo. Prima di passare alle parole di Osimhen, che vi farò vedere proprio sullo schermo in modo tale da non esserci equivoci, perché poi quando vengono riportate dai siti possono anche lost in translation, qualcosa si può perdere. C'era un portale che diceva che Osimhen dice a un certo punto devo essere più un giocatore individuale, devo essere più individuale, e io ho detto ma che cacchio significa? È strana questa cosa, e invece c'è proprio un non che si sono scordati, quindi la affrontiamo bene. Che cosa è successo in questa giornata? Mi faccio aiutare un pochino da quelle che sono anche i siti eccetera eccetera. Si comincia con una Roma e Lazio, ragazzi, stanno facendo questo campionato strano, insomma sono appaiate ma non sono mai state in realtà in corsa per lo scudetto. Possiamo definitivamente dire che queste 7 sorelle non sono mai esistite per lo scudetto, e per quanto insomma l'arrivo di Mourinho poteva preoccupare qualcuno, l'arrivo di Sarri poteva preoccupare qualcun altro, Roma e Lazio stanno facendo questo campionato un po' discontinuo, con alti e bassi, affolate vanno, e affolata è stata anche la partita dove abbiamo visto uno Zaniolo in grande spolvero, che però croce e delizia, fa un gol, viene annullato perché c'era stato un fallo precedente, poi perde la testa e viene espulso. Ovviamente i tifosi romanisti possono recriminare, perché che cosa gli avrà detto mai? Non si parla di parolacce, si parla di roba, insomma, che cazzo hai fischiato, l'arbitro non ha voluto sapere niente e viene espulso. Quindi questa è stata più o meno l'highlights della partita. 0-0, un Genoa che diventa interessante con questo nuovo allenatore alla tedesca. Non arrivano al gol, però occupano bene lo spazio, sono interessanti. Faremo un approfondimento sul Genoa con, uscito pure il Sesco, il famoso Sesco, un approfondimento anche con Salvatore Pengue che la sta studiando bene. Voglio guardare un pochino veramente tutte le squadre, perché poi ci interessano molto, non dobbiamo essere troppo napolicentrici. Poi ovviamente avviene il derby di Milano, dove abbiamo visto un Inter comunque forte. Io nel primo tempo sono stato impressionato dall'Inter, sulle fasce avevano dominato qualsiasi cosa, insomma Calabria è tornato a soffrire, Perisic faceva l'impossibile, Dumfries stava dominando Theo Hernandez. Dopodiché nel secondo tempo si parla di queste sostituzioni di Inzaghi, i cambi di Inzaghi che non convincono, e insomma anche questa roba del centrocampo è interessante, anche vedere il mercato come si sta sviluppando, no? Perché poi loro si tolgono, comprano Gosens, comprano Caicedo, e ci siamo, 2 giocatori che sono ancora infortunati, quindi li vedremo magari sul lungo. Però cedono Sensi, che quando va alla Sampdoria segna al debutto. Queste sono poi le storie interessanti del calcio. E quindi il Milan mette la zampata, si riappiana, si riavvicina, no, cioè prima del Napoli, quindi noi stiamo facendo lo stesso tipo di percorso con il Milan.
Insomma, è divertente. Mi scriveva l'amico milanista, lo zoccolo duro, dice: hai esultato al gol di Giroud? In realtà no, io pensavo insomma di lasciare l'Inter fare il suo campionato e di lasciarci il Milan alle spalle. A questo punto, ragazzi, dobbiamo fare noi il nostro dovere. L'amico rossonero che ha commentato il video di ieri ha detto: adesso dovete farlo, noi li abbiamo battuti, dovete batterli anche voi. Vediamo, ce la metteremo tutta senza dubbio. Fiorentina-Lazio, permettetemi, bene così, nel senso, non per Sarri, non per la Fiorentina eccetera eccetera, ma avete venduto il capocannoniere, e quando si vende il capocannoniere si deve perdere per una giustizia divina, e non c'è proprio dubbio. Dopodiché, quando si passa poi alla domenica, succede quello che non ti aspetti, che l'Atalanta perde con il Cagliari, e questa anche è una cosa abbastanza inaspettata. Un'Atalanta che in questo momento sta in seria difficoltà, perché Muriel così e così, adesso pare abbiano perso Zapata, questo infortunio potrebbe pesare tanto. E stanno leggendo e ascoltando anche altri youtuber atalantini, ho ascoltato Otis, insomma giocano male, dicono che giocano male, e quindi tutto il buono, alla fine noi guardando anche i numeri stanno facendo il solito campionato dell'Atalanta, tra gironi d'andata e ritorno più o meno stiamo là, rispetto agli andamenti degli altri anni più o meno stiamo là, quindi non li consideriamo fuori dai giochi assolutamente, però l'infortunio di Zapata potrebbe essere pesante, si sono venduti Gosens, vediamo Boga che tipo di impatto avrà, e Mazzarri adesso si sta giocando le sue chance per salvare il Cagliari. La lotta della retrocessione anche diventa importante. Bologna-Empoli non ha alcun senso di parlarne, perché assolutamente non ha alcun senso, e la Sampdoria, un nuovo Giampaolo, un Giampaolo che si rimette in gioco e con un sonoro 4-0 fa fuori il Sassuolo con gol di Sensi, il gol di Caputo, quindi due ex che battono il Sassuolo. Interessante anche questo, Candreva anche lui immortale con un piede sempre raffinato, e poi perdono Gabbiadini e clamore dei clamori, pare abbiano messo sotto contratto Giovinco. Vedi come ritornano le cose, il Toronto, Giovinco, chissà se il Toronto cosa sta pensando nel vedere Giovinco che arriva in Serie A e loro si prendono Insigne, è una cosa interessante. È chiaro, su Venezia-Napoli ne abbiamo ampiamente parlato. L'Udinese batte il Torino e interessa poco a tutti, perché quelle sono squadre che non si devono salvare e non vanno in Europa, un po' come Bologna-Empoli. E poi Juventus-Verona, succede quello che abbiamo tutti preventivato, il gol di Vlahovic era possibile immaginarlo, addirittura il gol di Zaccaria. All'acquisto di Vlahovic ho detto: mamma mia, questi risolvono il problema dell'attacco, ma quando vedo l'acquisto di Zaccaria pagato così poco, dico: questi proprio veramente hanno piazzato il colpo per voler arrivare in Champions senza alcun dubbio, senza alcun problema, senza avere quel patema d'animo, e in un colpo solo contemporaneamente alla sconfitta dell'Atalanta si mettono sopra. L'Atalanta ovviamente ha una partita in meno e dobbiamo sempre considerarlo, però questo è successo. E poi ieri la Salernitana non è riuscita a battere lo Spezia. Abbiamo visto un Verdi in grandissimo spolvero, il piede raffinato di Verdi ce lo ricordiamo, due calci di munizione incredibili, bellissimi, tutti nuovi acquisti in campo, però non tutti sono all'altezza. Probabilmente questi acquisti serviranno alla Salernitana per tentare di risalire subito in Serie A. Arrivano nel frattempo le notifiche del canale Telegram, vi dovete iscrivere al canale Telegram, altrimenti non avete le notifiche di YouTube e vi perdete i martedì pazzeschi. E quindi a Verdi risponde Verde, 2 rigori per lo Spezia, e mamma capite, e quindi questo è quello che è successo. Poi se vogliamo guardare in avanti, ci sono 3 partite che ci interessano, 3 partite che ci interessano nella prossima giornata, e non c'è dubbio, una è questa qua, e ve la faccio vedere subito, che è questa qua. Non c'è dubbio che questa qua, e poi vi anticipo già che sarà per me un macello assoluto, perché io devo suonare di mattina e di sera. E quindi, dato che vedete che qua è a mezzogiorno la partita in America, non vi voglio proprio spiegare se riuscirò a vederla, se riuscirò ad andare live, nessuna reaction, sarà un macello, potrebbe anche portar bene, non lo so.
e quindi togliamo questa cosa da mezzo. Oltre a questa partita, ovviamente oggi voi vi guardate l'Inter e ve la studiate, perché noi dobbiamo studiare l'Inter tutta la settimana. Mi hanno chiesto un approfondimento sull'Inter e lo faremo. Questa partita pure è importante, ovviamente, perché scontro diretto tra Inter e Napoli, potrebbe approfittarne il Milan, che incontra proprio la Sampdoria di Giampaolo, che adesso sta in fiducia, magari stanno tutti contenti, e Giampaolo si deve togliere dei sassolini dalla scarpa contro il Milan. Potrebbe avere un fascino anche questa partita. Dopodiché ci sta un'altra partitona, che è questa qui, che ovviamente tutti quanti sapete, che è Atalanta-Juventus, dove potrebbero farsi male, qualcuno si può far male, perché se la Juventus batte l'Atalanta va in seria crisi e comincia a soffrire la presenza proprio della Juventus. Se l'Atalanta dovesse vincere, ecco che la Juventus potrebbe scricchiolare tutto quella fiducia che adesso stiamo vedendo. L'avete sentite le parole di Adani, tra l'altro, tra le altre cose? Sentiamole un attimo. La Juve ieri ha giocato bene. In che senso bene? Col dominio del gioco? Non è la Juve, ma ha fatto 4-5 occasioni bellissime, raga. La Juve non potrà mai essere il Napoli, perché non è concepita per fare quello, perché l'allenatore non chiede quello, perché i giocatori ormai hanno capito che non possono fare quello perché gli viene chiesto altro. Tanto è vero che quando si mettono insieme, e secondo me è figlia la partita di ieri di due grandi performance, una in campo e una fuori dal campo. Una in campo di Vlahovic ha trascinato tutti. Vlahovic ha fatto giocare bene tutti. Vlahovic ieri ha cambiato il destino di quella partita per tutti. Ovviamente, ed è proprio vero, e quello che dice Dani è giustissimo, e purtroppo ci risiamo perché la Juventus non deve per forza giocare bene. La Juventus è sempre puntato sugli specialisti, gli specialisti che hanno che ne so, il migliore sui calci piazzati. Ricordate Pirlo, ricordate Pjanic, hanno il migliore attaccante per esempio, e hanno avuto Ronaldo, e hanno avuto Higuain, eccetera eccetera, e hanno una difesa magari solida, e quindi non giocano benissimo ma prendono pochi gol. Di anno in anno hanno sempre avuto una specialità: quello che mette meglio i cross è Quadrato, quello che prende più rigori è sempre Quadrato, e purtroppo bisogna dirlo, ve lo dovete concedere, che siano veri o fasuli, comunque sono specialisti anche in questo. E purtroppo hanno piazzato un colpo che è quello che è il capocannoniere, che è uno che fa gol, che trascina, che è cattivo, e purtroppo questo sta facendo già la differenza, e vediamo se la farà fino alla fine. Detto questo, in conclusione, ovviamente andiamo a leggere velocemente le parole di Osimhen, perché ci sono dei passaggi anche interessanti, e vediamo, le leggiamo proprio velocemente. C'è da fare pochi commenti, però la frattura da pugile, la faccia mi era esplosa, dice, mi sono toccato, non avevo più sensibilità, problemi a dormire, se mi giravo faceva male, ma ho recuperato le forze, trascinato dalla voglia di giocare e migliorare proprio sui colpi di testa. Bella questo passaggio, perché lui in tutta questa intervista c'è questa sensazione di voler crescere e di migliorare. Non sono un tipo da frenare, non ho mai fatto calcoli, dovevo subito, senza piangermi addosso, io salto, scarto, scatto, non ho paura di farmi male, se perdo mi arrabbio, sono suscettibile, lo sappiamo che sei suscettibile, il nome significa Dio è buono. E c'è sempre questa storia delle origini, no, povere di Osimhen, che però lui non ama vengano sottolineate più di tanto. Le radici sono importanti, lui dice, però poi c'è sempre questo passaggio i giocatori africani, l'Africa, i giocatori poveri, eccetera eccetera. Lui dice adesso sono un giocatore che vuole diventare più forte, che ha la tecnica, i giocatori africani hanno la tecnica, i 100 metri, sì, li facevo i 100 metri, ma poi mi piaceva giocare a calcio e aveva come idolo Snyder all'inizio, e poi diventa Drogba il suo mito, e non c'era dubbio, ragazzi, non c'era dubbio, anche perché trascinatore, leader in campo. La cosa più difficile del calciatore africano, come vi dicevo, il freddo, lui soffriva il
freddo, ha avuto dei consigli da Mario Gomez, eccetera, eccetera, e poi basta, lui dice basta sull'infanzia difficile, basta, non ne posso più, l'ho detto tante volte, è chiaro che sono sensibile quando vedo dei bambini al semaforo che vendono l'acqua, ma basta raccontarli solo come vittime, siamo bravo calciatori, vogliamo migliorarci, in attacco e in difesa, lui si vuole migliorare, imparare ad aiutare la squadra in ogni parte del campo. Sono stato un bambino povero, sì, ma ora sono qualcosa di più, altrimenti mi inchiodate ad un passato che non rinnego, ma che non tiene conto di come sono andato avanti. Questo è bello, tengo alla qualità, alla tecnica, voglio diventare più bravo. Questo è un passaggio che mi piace moltissimo. Differenze tra Gattuso e Spalletti mi hanno aiutato tutti e due, posso e devo solo ringraziare. Non mi fate aggiungere altro, Immobile è il suo attaccante italiano preferito, un vero pirata per come segna sempre, eccetera eccetera. Il difensore più ostico per lui era Romero, Juventus, Atalanta, sempre quella storia, il Tottenham, Bentancur, eccetera eccetera, e poi anche Koulibaly, che in allenamento non mi fa mai segnare. Ho tifato per il Senegal quando è stata eliminata la Nigeria. Guarda, leggete questo passaggio bellissimo, ogni volta che si può fare del bene con lui non c'è bisogno di insistere. Al Napoli ho trovato dei compagni molto solidali, quando c'è da fare una raccolta fondi o trovare dei soldi per un'iniziativa lui mi dice dimmi, chiedimi cosa posso fare. Non è il solo, anche Fabian Ruiz e Mertens sono sempre disponibili. Non mi fate aggiungere altro su Mertens, su Koulibaly, i leader veri, quelli che poi ti ritrovi nello spogliatoio. De Laurentiis, ascoltami bene. Ti prego, quanti soldi risparmi a confermare Koulibaly e Mertens, non hai proprio idea. A Napoli lui abita a Posillipo, a piano terra, e si è reso conto, solo ora mi rendo conto di come possa essere stato difficile per Maradona trovare un po' di intimità e sopportare la pressione. C'ha una fidanzata, eppure va bene, lo dobbiamo sapere, la capigliatura gliel'ha fatta lei, eccetera eccetera. Cosa pensi della scelta di Insigne? Passaggio importante. Ne penso bene, un uomo con la sua famiglia avrà valutato, ragionato e scelto quello che è meglio per lui, un po' quello che stiamo dicendo noi sul canale. Sono in una situazione diversa, ma non sono di quelli che dicono io mai come lui. Molto serio, non sta dice perché poi si è toccato lo stemma eccetera eccetera, ma non significa sto qua a vita, non me ne vado mai. Non sono uno di quelli che dicono io non farò mai come Insigne. Attenzione a questo passaggio. E poi nel finale si parla dei rapper nigeriani, lui se si vince qualcosa di importante farà la Victory Dance. Ci pensi allo scudetto? Mi piacerebbe vincere, molto diverso da quello che si è detto, l'obiettivo è lo scudetto. Mi piacerebbe vincere il Napoli e io, condividere un viaggio, vedi il percorso. Ma per lo scudetto devo essere molto di più di un individual player. Allora sì che mi darebbe proprio soddisfazione e trovo che per la città sarebbe strepitoso. Il calcio di Serie A lo trovo competitivo, bla bla bla. Il calcio è solo il 97% della mia vita e se qualche volta sui social eccedo, lo faccio perché cerco leggerezza. Sono un ragazzo di 23 anni, avrò pur diritto a non essere profondo. E secondo me ragazzi su questo siamo arrivati a 20 minuti di video e chi è arrivato fino alla fine è profondo. Siete profondi perché volete approfondire tutto. Sto ragazzo è ragazza, è guaglione, come dice anche la canzone Fragili mentalmente, ma è più maturo di quello che lui stesso crede, secondo me. Avere diritto a non essere profondo, diritto alla leggerezza, secondo me non è una cosa da sottovalutare e dobbiamo rispettarlo anche in questo. È chiaro, uno vorrebbe vedere subito una persona responsabile, sai, che anche sui social è impeccabile, che in campo eccetera eccetera, ma sta facendo un percorso, è molto giovane. Alcuni di voi sono più giovani di lui e quindi voi lo guardate come idolo eccetera eccetera e non dovete imitare delle cose. Molti altri di voi sono più anziani di lui, vi guardate indietro intorno e dice ma io a 23 anni era una capicazza, facevo delle cose molto peggiori probabilmente di quelle che fa Osimhen su Twitter e mi è sempre andata bene perché sono stato fortunato, magari sono stato consigliato poi bene eccetera eccetera. Il razzismo c'è ancora, ho sentito gli insulti, gente che non meriterebbe di entrare in uno stadio, ma ha ragione Thuram, i primi ad uscire dovrebbero essere i bianchi
e poi ci sono anche quelli che chiedono scusa, come è capitato anche nella live, tifosi, gente veneziana che si è vergognata dei concittadini che hanno insultato come al solito, ma noi non possiamo far finta di niente. Da New York, Valerio Fluido è tutto, è un martedì pazzesco, il video è super lungo, ma a me piace questa cosa, io volevo fare il video solamente di quello che era successo in Serie A e quello che succederà alle partite su cui ci dobbiamo concentrare. C'è molta Coppa Italia in questa settimana e noi guarderemo i nostri avversari. Oggi c'è l'Inter, poi ci sarà il Milan con la Lazio, importante, poi ci sta l'Atalanta, la Juventus, dobbiamo guardarle tutte perché know your enemy, studia i tuoi nemici e vedi di fare le cose che devi fare, perché che fare? Poi da New York l'ho detto già, sì. Ciao, sono Saveria Solida. Se arriviamo a 15.000 iscritti su YouTube è una cosa di cortesia, ma secondo me dovreste seguirlo anche su Instagram, @ValerioFluido. Fa tutte queste cose cretine. Sei iscritto pure a TikTok. Di più, dai, basta, sei cringe. Quante cose.